Sapevamo che era molto difficile far passare questo emendamento. Sul terzo mandato il segretario regionale della Lega, l'onorevole Marco Driosto, non si sbilancia. Accetta il verdetto sul no alle regioni a statuto ordinario, mentre la corsa per il Federiga Ter non è ancora chiusa in attesa della sentenza della consulta. La giornata odierna, nella rinnovata sede udinese del Carroccio, il senatore ha sottolineato e presentato il nuovo piano strategico del partito, con le persone in appoggio dei colleghi assessori in giunta. Nessuna stampella o diarchia che potrebbe mettere in crisi la stabilità della stessa, ma un ruolo di consulente senza portafoglio utile alla causa per il bene comune. È un ruolo politico perché il partito è fatto da un'organizzazione che deve essere efficiente, funzionale e sempre al passo con i tempi. Per quanto riguarda il tavolo sanità, un tavolo invece fatto di professionisti con competenze che potessero dare un supporto all'amministrazione regionale laddove fosse necessario intervenire per appunto condividere un percorso che è finalizzato a quel programma di governo che l'amministrazione Federica si è già data. Tra i nuovi ruoli, quelli assegnati ad Anna Maria Cisint, la già sindaca di Monfalcone, parlamentare europea, che avrà la delega alla sanità e agli enti locali, temi che la stessa conosce in tutti i suoi meandri. La stessa non sarà la garante in appoggio all'assessore Riccardi, ma come da accordi intrapresi con il presidente Fedriga, una figura di spicco, sapiente e utile alla causa, grazie al suo background coltivato e raccolto ermeticamente nel corso del suo percorso politico. Daranno la possibilità di ascolto ma anche di conoscenza di ciò che serve per portare avanti i nostri temi. Ecco, quindi penso che sia la Lega ancora una volta con questa azione ha voluto semplicemente dire siamo pronti con passione, competenza, voglia a lavorare per migliorare tutto ciò che questa regione in cui siamo il primo partito può portare a crescere.